E salve a tutti, rieccoci finalmente qui. Ciao Massimo Pribitera. Ciao Marco Testoni, benvenuti a tutti quanti. Allora, questo è Soundtrack City, come di consueto, lo spazio dedicato al magazine, ovvero cerchiamo di parlare, di trattare un po' di tutte le opere, serie televisive, documentari, film che sono attualmente in circolazione sulle piattaforme digitali o anche al cinema. Allora, iniziamo subito da una serie TV fresca fresca che sta girando ora. Sto parlando di Entrapped, ovvero la terza serie di quello che una volta era Trapped, una serie TV islandese. Quindi per chi gli amanti, ad esempio come il sottoscritto, di quei climi, di quelle luci, di quella fotografia, ma soprattutto di quei suoni, in questo caso sono più che accontentati. Dunque, faccio una breve riepilogo. Questa serie TV si chiamava prima Trapped, ha avuto le prime due stagioni. Le prime due stagioni furono musicate da una coppia così, così, Johan Johansson e la Gunodottir. Io qui ho sempre dei problemi con l'islandese, nonostante l'amore verso l'Islanda, ma la lingua proprio continua a essere ostica. Dopodiché Johansson, ahimè, è scomparso. Lagunodottir ormai vola alto nell'Olimpo del cinema hollywoodiano, e la serie, le musiche della serie sono state lasciate a un musicista che prima curava sempre le musiche di questa serie, ma nel senso le musiche addizionali di questa serie. Il nome, ci siamo io e Massimo, come dire, addestrati, Salvati in salvati. contropiede. Allora, lo potete leggere qui nel Lì, sottotitolo. In realtà lui non è islandese, è olandese, quindi il nome ci prova a dirlo. Rutger Hoodmakers, credo, bravo. spero. Esatto. Allora, musicista non male, devo dire, anche se lo possiamo dire senza, insomma, non si offende nessuno, quando il confronto è con i due nomi che ho detto precedentemente, Jonsen o Gunodottir, insomma, è difficile mantenere quel tipo di livello lì. Però dal punto di vista invece del mood, del sound, chi cerca quel tipo di sound così quasi spirituale, e uso questo termine spirituale perché se andate a vedere la serie televisiva in questione, ha a che fare appunto con il mondo della spiritualità, e non dico altro, visto che è un crime, quindi vale la pena insomma andarlo a vedere. Quindi allora consiglio in poche parole assolutamente la visione di questa terza serie. Le musiche però non vi aspettate quei picchi d'eccellenza che avevano le prime due serie, anche se la sigla è rimasta la stessa, quindi la sigla è composta appunto dalla Gnottortir e da Johansson. Adesso andiamo invece a te, caro Massimo. Allora, io amo il fantasy da sempre e devo dire che sono un fan anche del compositore che ha avuto a che fare con questa serie abbastanza criticata dai fan, come si dice, quelli oltranzisti, un po' troppo, come si dice, con la visione ristretta. Parliamo del Signore degli Anelli, Gli Anelli del Potere su Amazon Prime. Musiche di Bear McCreary, come leggete qui in sottoimpressione. E allora, la serie, ve la riassumo, ovviamente è basata sulle appendici del romanzo storico famosissimo Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien, e è ambientata nella seconda era, migliaia della Terra di Mezzo ovviamente, migliaia di anni prima degli avvenimenti accaduti all'interno dell'Hobbit, del Signore degli Anelli, famosi film, nonché libri, però famosi film di Peter Jackson. Allora, se ben vi ricordate, le musiche premiate anche con l'Oscar erano di Howard Shore, che qui in questa serie ha realizzato il tema dei titoli di testa, che si ascolta dalla seconda puntata nella sua integralità.
tema molto bello nello stile ovviamente di Shore, quindi questa enfasi di matrice celtico-sinfonica molto molto accurata, molto pertinente alla trama e agli avvenimenti che accadranno, ma devo dire che Bear McCreary e lo stuolo di additional composer che lo accompagnano in questa serie ha fatto un lavoro a dir poco straordinario. Erano anni che io non andavo a loop continuo nell'ascolto di una colonna sonora della serialità televisiva. Ha fatto un lavoro incredibile che era un po' quello che aveva pensato Howard Shore in maniera wagneriana, nel senso che ogni personaggio, ogni ambiente un leitmotiv dedicato. Anche Bear McCreary ha fatto se senti la cosa. C'è il tema di Galadriel che è qualcosa che ti stringe il cuore per la bellezza compositiva che viene fuori, sinfonismo sempre di matrice celtica, momenti corali, momenti di grande uso delle percussioni e di cori, ma in maniera veramente quasi vigorosamente roboante, pomposa, epica, che devo dire riesce a dare ancora più spessore alle trame di ogni episodio, che hanno ritenuto in tanti molto lento, una serie molto lenta. In realtà secondo me non lo è, ed è molto in linea a quello che ha fatto poi Peter Jackson con Il Signore degli Anelli. Ci sarà una seconda stagione, spero soprattutto in una seconda stagione di colonne sonore incredibili come quella della prima, e quindi ve la consiglio, soprattutto per chi ama il fantasy, e troverà questa colonna sonora di Bear McCreary, che comunque è stranoto nell'ambito della serialità e anche del cinema. Vi dico soltanto che Bear McCreary è l'autore delle colonne sonore di The Walking Dead, di Battlestar Galactica, di Agents of Shields, Human Target e tantissime altre. Allora, poi ha fatto anche tanti videogiochi, quindi tutte serie che vi consiglio, musiche che vi consiglio, e soprattutto guardatevi e ascoltate Il Signore degli Anelli, Gli Anelli del Potere. Allora, per oggi abbiamo finito. Ricordiamo che Untrapped lo potete trovare su Netflix, mentre Gli Anelli del Potere su Amazon Prime. Su Amazon Prime. E per questa volta è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ciao Massimo. Ciao Marco.